La mia. Buongiorno a tutti e grazie di aver scelto anche oggi Viver Sani, il programma che ogni mattina vi parla di salute e di cosa fare per mantenervi sani e belli. Oggi parleremo di stili di vita. Quali sono le abitudini che ci consentono di vivere meglio e più a lungo? Per affrontare questo argomento abbiamo invitato il professor Carlo Zanelli e il professor Lucio Pizzani, esperti di alimentazione. Buongiorno professori. Buongiorno. E la dottoressa Daniela Anfuso, affermata sociologa. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti. Abbiamo scelto come titolo per la puntata Healthy Lifestyle, non solo perché questa espressione significa stile di vita salutare, ma anche perché è stato l'argomento di un celebre programma britannico che intratteneva la gente di prima serata attraverso un gioco quiz. Ci è sembrato interessante ed è ritoccato una tematica così importante attraverso un gioco a quiz che si rivolge ad un pubblico di adulti ma anche di adolescenti. Dico bene Anita? Benissimo, gran parte del pubblico degli esercenti è costituito da adolescenti. I sondaggi dicono che il motivo di questo successo è dovuto al fatto che i giovani amano le competizioni, in particolare quelli i cui concorrenti sono dei loro coetanei. L'idea di creare un programma in cui la competizione fosse un gioco a quiz con squadre composte da adolescenti si è dimostrato fin da subito un'idea vincente e le statistiche registrano un successo in continua crescita. Grazie Anita, ma in che cosa consiste esattamente il programma? Allora, in ogni puntata si sfidano due squadre, alle quali è chiesto di rispondere a delle domande, senza che i concorrenti sappiano per quale motivo le domande siano poste. Ogni squadra è composta da 8 persone, ognuna delle quali risponde sinceramente ad una domanda. Solo alla fine delle domande alle squadre verrà comunicato il punteggio totalizzato e secondo quale criterio sono stati assegnati punti. Ma prima di questa comunicazione ogni squadra ha la possibilità di guadagnare altri punti se riesce ad indovinare qual è il filo conduttore del quiz a cui ha partecipato. Per questo il programma si chiama Guess the Topic. Interessante, ma guardiamo direttamente il programma. Anita, sei pronta? Prontissima, eccolo.
goes on twice a week, sleep once a month. Every day, I always meet my friends. Once a week, I'm usually very busy. Question number 5. Do you smoke? A, yes, B, sometimes, C, never. Yes, I do. I smoke 10 cigarettes a day. Yeah, never smoke. Question number 6. How often do you eat fast food? A, every day, B, twice a week, C, never. I love fast food. I eat at least 3 times a week. I hate fast food. I never eat. Question number 7. How often do you exercise? A, every day, B, once a week, C, never. I never do exercise. I'm lazy. I do exercise every day. I don't. Question number 8. How often do you eat? A, 3 times a week, B, once a week, C, never. I have never fish. I have never fish. I eat fish at least 3 times a week. I prefer fish to eat. Very well. You answered all the questions. Now you have to get the topic. Lions, target. 5 minutes to get the topic. Go. And we have a look at this story. Rebecca, how many points did I get? There are 5 points. Daniel, how many points did I get? It got 15 points. Wow, Tiger, Lion, Tima, ready? Ready. The next is tonight's favorite is about excellent. Both the teams have guessed the topic. 5 extra points to each team. But which team is the heaviest? Have a look at your scorecard. You got only 5 points. So 5 plus 5 is 10. What about you, Tigers? You got 15 points with your answers. So 15 plus 5 is 20. Tiger, you are the please say you are the winner. He's a tough lion. And his other
Didn't you know Okinawa lifestyle? Find out what it is Okinawa and try our future.com. Thanks for choosing our kids show and goodbye. Cosa ne pensa, professore? Le sembra una buona idea parlare di sane abitudini alimentari attraverso un quiz? Un'idea eccellente, un modo efficace per raggiungere i giovani, soprattutto gli adolescenti, che difficilmente seguirebbero una trasmissione scientifica o leggerebbero un articolo sullo stesso argomento, ma che generalmente amano i giochi a quiz. Un programma come quello che abbiamo visto non solo consente di diffondere il messaggio, a mio parere la trasmissione del messaggio è anche più efficace. Lei cosa ne pensa, dottoressa? Sono d'accordo con i professori. Inoltre penso che un altro modo efficace per parlare con i giovani sia la musica. Esistono molte canzoni che parlano d'amore, di pace, di libertà, d'uguaglianza, ma non mi risulta che esista una canzone sullo stile di vita salutare. Già, forse non esisteva, ma noi abbiamo qualcuno che ha provveduto ad inventarne una. Diamo il benvenuto a Giacomo che come sempre ci aiuta a vivere in allegria. Io mangio cibo sano perché fa bene al corpo umano. Poi nuoto tutte le sere perché il nuoto mi fa bene. Mangio frutta e verdure in abbondante potente la mente sgonfia la pancia. Incontro i miei amici per divertirmi, per chiacchierare, perché socializzare è dimostrato fa bene al cuore. Happy food, voglio dire happy food. Exercise, every day do exercise. Meet your friends, don't